italiano, un derby tutto vicentino che si annuncia assai infuocato per tante ragioni, sia per quella che è una rivalità che va a trarre le sue radici nel passato, visto che sono due tra le società più di grande tradizione nel panorama vicentino di questa disciplina, ma anche poi per ragioni di classifica, e ovviamente sono delle ragioni diverse. Il Trissino in questo momento infatti è al quarto posto della classifica con 16 punti in 10 partite finora disputate, 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, 47 gol fatti, 33 quelli subiti. I blucelesti di Sergio Silva in questo momento sono reduci dal KO di Montebello che, non nascondiamocelo, ha fatto veramente male al morale della squadra. Era un KO oggettivamente inaspettato e sulla quale la squadra ha dovuto riflettere parecchio nel post derby. Tra l'altro il derby di Montebello aveva interrotto anche una serie positiva di 4 partite positive, di 4 vittorie tra campionato e VS Europe Cup. Il Trissino se non altro potrà fare affidamento sull'effetto Paladante, perché fino a questo momento davanti al pubblico amico 4 partite, 4 vittorie. Il secondo migliore attacco interno di tutto il campionato con 26 gol fatti, e la quarta difesa invece casalinga con 12 reti al passivo. Ma attenzione, perché di fronte c'è un Bassano che non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di sparring partner qui al Paladante, anzi vuole puntare a fare bottino pieno. È ottavo in classifica in questo momento, 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi, 5 KO, 26 gol fatti, 39 quelli subiti. Ricordiamo che Bassano è reduce dalla sconfitta in un altro derby vicentino, quello di Valdagno, che ha interrotto una serie positiva di 3 partite. Bassano tra l'altro è atteso oggi al terzo derby vicentino consecutivo, in precedenza un pareggio e una sconfitta, come detto, a Valdagno. In trasferta finora i giallorossi di Marozin hanno collezionato una vittoria e 4 sconfitte. 2 gli ex di turno importanti di questa partita, uno freschissimo, lo vediamo in questo momento al centro del campo, Diogo Neves e Manu Garcia. Entrambi in questo momento vestono la maglia del GS Hockey Trissino, ma in passato hanno fatto le fortune anche del Bassano. I marcatori, insomma ci sarà tanto spettacolo, perché di gente che la sa buttare dentro stasera ce n'è parecchia. Partiamo dal Trissino proprio con Manu Garcia, che in questo momento è il capocannoniere della formazione bluceleste con 12 reti, Malagoli 10, Greco 7, Diogo Neves 6, Ventura 5, Faccin 4, Dal Santo 2 e Schiavo 1. Sul fronte Bassano invece ovviamente il pericolo pubblico numero 1 è sempre lui, un giocatore che a Trissino è sempre piaciuto molto, che ha sempre fatto bene quando ha giocato contro. Mi riferisco ovviamente a Crespo, che al finale ha segnato 10 reti, 7 invece per Elisa, 4 per Cantanedo, 3 per Piroli, 2 per Milani. L'anno scorso 2 partite, 2 vittorie per il Trissino in campionato, 1-3, 3-1 come volete dirla, a Bassano nella prima giornata e poi 6-0 nel girone di ritorno qui al Paladante di Trissino. Ricordiamo poi che questa partita sarà arbitrata dai signori Luis Aid e Marcello Di Domenico e infine andiamo a darvi velocemente le formazioni che sono ufficiali, con il Bassano che va in pista con il 4 Pilati, il 7 Baggio, l'8 Piroli, il 9 Isa, il 13 Poli, il 23 Toniolo, il 28 Pertegato, il 30 Merlo, il 37 Crespo e il 75 Candanedo. L'allenatore ovviamente è il signor Gaetano Marozin. Per quello che riguarda invece il Trissino, formazione ampiamente confermata, con il 13 Zen, il 6 Malagoli, il 7 Schiavo, il 5 Faccine, il 53 Dal Santo, 66 Ventura, 21 Greco, 74 Diogo Neves, 84 Garcia e 54 Català, allenatore ovviamente Sergio Silva. Bene, per il momento direi che è proprio tutto, le formazioni sono ufficiali. Le squadre sono andate in spogliatoio per l'appello di rito, manca davvero poco. Io vi invito a rimanere qui con noi ci fermiamo per qualche istante, andiamo poi anche a leggere le formazioni al pubblico del Paladante e torneremo in cronaca diretta tra pochissimo per raccontarvi le emozioni di questo derby tra Trissino e Bassano, che speriamo ci regali tante emozioni. A tra poco.
Sportivi, buonasera a tutti. Il GS Hockey Trissino vi dà il suo più caldo bentornati al Paladante di Trissino. Stasera si giocherà l'11ª giornata di andata nel campionato di Serie A1 e in campo assisteremo al derby vicentino tra l'Hockey Bassano e i nostri ragazzi del GS Hockey Trissino. Mai come in questo momento c'è tanto bisogno del calore del Paladante. Accompagnati dai bambini del Mini Hockey Trissino, accogliamo con un grande applauso l'Hockey Bassano.
adesso accompagnati dagli atleti del mini hockey Bassano. Grande applauso per il CSO Trissino! Lo schieramento iniziale, andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questo derby. Hockey Bassano 7 Mattia Baggio, 75 Cesar Candanido, 37 Victor Crespo, 9 Rocky Isa, 30 Davide Merlo, 4 Edoardo Pirati, 28 Davide Pertegato, 8 Davide Piroli, 13 Andrea Poli, 23 Alessandro Toniolo. Allenatore del signor Gaetano Marazzin. Foglia voce GS Hockey Trissino. Con 54 Adria Catania. Con il 5 Alessandro Faccin. Con il 6 Andrea Maranoli. Con il 7 Filippo Schiavo. Con il 21 Alberto Greco. Con il 53 Stefano Del Santo. Con il 74 Diego Neves. Con l'84 Emanuel Garcia. Con il 66 Reinaldo Ventura. Con il 13 Elia Zen. Il nostro allenatore Sergio Silva. Dirigono l'incontro gli arbitri del match Luis Saib e Marcello Di Domenico. Ausiliario Nicolotti ai 24 secondi. Capitario. Signore e signori, questa è Hockey Bassano CSO Trissino. Eccoci nuovamente insieme, amici del grande hockey su pista. Tutto è pronto per dare il via alle danze qui al Paladante di Trissino. Abbiamo una partita che ha sempre un gusto particolare, il derby col Bassano. Due squadre, dicevamo prima, in sede di presentazione della gara, due squadre di grandissima tradizione in questo sport, due squadre che sicuramente ci regaleranno una serata di grande hockey, di grande spettacolo, o quantomeno questo è quello che tutti noi che siamo qui al Paladante ci auspichiamo di poter assistere davvero a un bel match. Partita da vincere a tutti i costi per entrambe le squadre, due squadre che, come dicevamo prima, vengono da due momenti diversi ma simili. C'è la necessità di riscattare un passo falso. Il Bassano, lo ricordiamo, reduce dal KO nel derby col Valdagno, mentre il Trissino è reduce da un derby che probabilmente pesa ancora di più, la sconfitta sul campo del Montebello, e dunque vedremo chi avrà più stimoli, chi avrà più voglia,
chi avrà più cattiveria per andare a portarsi a casa 3 punti che sono pesantissimi stasera, anche poi in virtù di quelli che sono i risultati degli altri campi che andremo a vedere più tardi insieme, ma adesso concentriamoci sull'avvio di questa gara con Bassano che tocca la prima pallina. Crespo prova subito da fuori dopo nemmeno 4 secondi e risponde col guantone Català a toglierla dall'incrocio dei pali. Ci ha provato il Bassano da subito a sorprendere il Trissino, non vi è riuscito. Qua accelera Ventura, area di rigore Ventura, la parata da parte di Pertegato, subito il gol del Bassano con Crespo. L'avevamo detto che partiva forte il Bassano, così è stato. Il vantaggio del Bassano. Il vantaggio del Bassano segnato dal 37 Victor Crespo. Non avevamo nemmeno avuto il tempo di finire la frase che subito il Bassano ha segnato con Crespo dopo praticamente 22 secondi e aveva sfiorato il gol dopo 4 secondi il Bassano. Poi Silva aveva provato Ventura aveva provato a trovare il pertugio giusto, lo ha trovato invece il Bassano. Attenzione, ancora area di rigore, salva questa volta Català sull'incursione pericolosissima da parte di Ghisa, che è ancora in area di rigore. La recupera il Trissino, va in ripartenza con Malagoli, da solo Malagoli prova la giocata, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma è ancora possesso per il Trissino. Lottano Crespo e Garcia. Mano alta da parte di Crespo nei confronti di Garcia, l'arbitro ravvisa la irregolarità e si riprenderà a giocare con il possesso di palla per il Trissino. Dopo questa opportunità Malagoli, tocca per Diogo Neves, Ventura, Malagoli la tiene. Adesso vediamo come reagirà il Trissino a questo gol subito a freddo. Opportunità subito per Diogo Neves, la paratona da parte di Pertegato. Attenzione ancora Bassano, pericolosissimo in area di rigore. 2 volte si salva il Trissino, ma davvero non c'è un attimo di tregua. Il Bassano è partito a razzo e il Trissino deve cercare le contromisure, perché la formazione di Marozzini è partita con il piede giusto. Neves da lontano salva ancora Pertegato. E d'altronde questo è un derby e quando c'è un derby non c'è un attimo di tregua. Malagoli respinge Pertegato ancora una volta, contropiede del Bassano con Piroli, va dietro la porta di Adrià Català, preferisce ripartire da dietro con Victor Crespo. Crespo, cambio di direzione per lui dopo la marcatura di Neves. Candanedo prova a forzare, Candanedo esterno della rete per il giocatore di Bassano, che adesso mantiene il possesso della pallina. 14 secondi per andare alla conclusione. Tanto ci piace sottolineare come si sia riempito il Paladante, sia per quello che riguarda il pubblico di fede trissinese che quello poi anche di fede giallorossa. Neves, un controllo difficoltoso, esce dalla Bash il Trissino con Neves, viene fischiato un fallo a Piroli e anche time out chiamato dalla panchina del Bassano con coach Gaetano Marozzin. Minuto di sospensione tecnica chiesto dalla panchina di Bassano, che adesso andrà a cercare di caricarsi ulteriormente dopo questo ottimo inizio di gara. Ricordiamo che al primo minuto, dopo 22 secondi, il Bassano ha sbloccato il risultato con l'incursione da parte di Crespo e ci piace segnalare anche la carica che sta trasmettendo in panchina ai suoi Gaetano Marozzin, ma d'altronde non lo scopriamo certo adesso il carisma oltre alla competenza di questo allenatore, che sta spingendo i suoi a non avere nessun tipo di timore reverenziale di andare, come ha detto pochi secondi fa, l'abbiamo sentito perché la panchina del Bassano è proprio sotto la nostra postazione.
Tutto pronto per riprendere il gioco. Il Tris adesso è in quartetto con Ventura, Malagoli, Garcia e Diogo Neves, quindi un quartetto tutto di esperienza. Vediamo adesso come la squadra reagirà a questo inizio shock con il Bassano che prima aveva sfiorato il vantaggio e poi lo ha trovato. Vediamo Malagoli, va a toccare a Ventura, è una giocata, tira Malagoli, ma respinge ancora Pertegato. Una conclusione abbastanza prevedibile. Candanedo lascia a Crespo, cambio di direzione per lui, Piroli parte da lontano, va a cercare Rock, Isa, raddoppiato e perde il possesso il Bassano con Diogo Neves che va ad impadronirsi della sfera. Buona questa giocata di Garcia che aveva provato a servire Malagoli, attenzione al Bassano con Crespo dentro, si salva in qualche modo il Trissino che però sta ballando parecchio là dietro. Merito senza dubbio di un ottimo inizio del Bassano, ma c'è da registrare qualcosa nei meccanismi difensivi della squadra trissinese. Malagoli dietro la porta, c'è Victor Crespo su di lui, Malagoli entra in area, scarico dentro per Garcia, può dare il contropiede del Bassano con Candanedo, va a servire ottimamente, Isaz schiaccia che non trova la porta per una questione di centimetri e ora può ripartire il Trissino. 4 minuti se ne sono andati, 1-0 Bassano. Ventura dentro per Garcia, ora va ad aggirare la difesa del Bassano il Trissino con questo giro palla. Garcia dentro per Malagoli, buona la giocata di Candanedo col blocco, Ventura salva Pertegato, è ancora possesso Trissino, prova a forzare Malagoli dietro la porta, non riesce però a trovare lo specchio, pallina dentro, uno scarico che non ha però trovato la deviazione vincente. Tanto si sta facendo sentire in maniera rumorosa e calorosa anche la tifoseria di Bassano. Cominciano le prime rotazioni anche in casa Bassano, dentro Edoardo Pilati con la maglia numero 4. Su di lui c'è subito l'opposizione di Diogo Neves. Candanedo da in là, Crespo, Malagoli riesce a vincere il contrasto proprio con Pilati e adesso va in ripartenza il Trissino. Ventura dentro per Garcia, la recupera e la intercetta ancora un'altra volta Crespo. Dal punto di vista difensivo sta facendo un inizio di gara monumentale. Piroli per Candanedo, Crespo ancora, Piroli, viene fischiato un fallo. Qualche protesta da parte del Trissino con Ventura e Malagoli che avrebbero voluto proseguire velocemente l'azione, non di questo avviso per l'arbitro Hyde, ma Ventura lo scarico, c'è stata una deviazione probabilmente proprio da parte di Garcia. Ammonito verbalmente Malagoli probabilmente per qualche protesta di troppo, quindi il primo richiamo ufficiale della gara per Malagoli. Non abbiamo capito bene per cosa, però fatto sta che l'arbitro lo ha richiamato ufficialmente. Crespo. 19:42 all'intervallo di questa partita che adesso sta vivendo una fase di leggera stanca, dopo quello era stato una partenza al fulmicotone da parte di entrambe le squadre, col Bassano che era riuscito anche a trovare il gol del vantaggio e infatti il vantaggio è ancora, il Bassano è ancora avanti con il risultato di 1-0. Crespo in parallela
per Candanedo, dentro l'intercetto perfetto da parte di Garcia. Adesso va Malagoli all'indietro per Garcia, la prova Garcia dietro la porta, Malagoli scivola e non riesce a trovare la via del gol. Il Trissino lo ha sfiorato ma non lo ha trovato e adesso può ripartire Bassano, quindi buono il cambio di direzione di Piroli, intercetta però Diogo Neves, va in ripartenza Trissino con Garcia, non la trova, Garcia dentro, Malagoli, rete! Pareggio del Trissino! Con il numero 6 Andrea Malagoli! E dunque la rimette in parità il Trissino al 6° minuto del primo tempo. Malagoli ha trovato il gol dell'1-1 appostato sul secondo palo. La ripresa il Trissino, intanto qualche piccolo problema di natura fisica per Manu Garcia, probabilmente una botta all'arcata sopraccigliare. E quindi adesso si riparte con il possesso da parte del Bassano. Crespo sfrutta il blocco ai limiti della regolarità da parte di Pilati. Piroli parte da lontano. C'è Ventura su di lui, Candanedo, fatto sta che il Trissino ha ripreso la partita sul risultato di pareggio. Subito l'attacco da parte del Bassano con Piroli dalla parte opposta, c'è subito Diogo Neves, preferisce ripartire a girare pallina con Malagoli. Ventura in mezzo a due, gioco di prestigio di Ventura che però poi non riesce a dare forza alla sua conclusione e l'azione sfuma. Siamo già dalla parte opposta con Piroli raddoppiato da Diogo Neves e Garcia. Recupera pallina quindi il Trissino, si sgambettano reciprocamente due giocatori del Bassano. Ventura, area di rigore dentro per Neves, non riesce a trovare il gol il Trissino. Ma attenzione alla veloce ripartenza del Bassano con Crespo. Català, miracolo di Català, ancora una volta Català. È veramente veloce, letale il contropiede di Bassano, si è salvato il Trissino in questa circostanza. Neves dietro la porta, scarico per Garcia, si gira Garcia, non trova la porta per una questione di centimetri. Adesso è ancora possesso per il Trissino con Manu Garcia, l'inserimento per Malagoli, deviata la pallina, è ancora tra le stecche dei giocatori del Trissino. Ventura, Malagoli per Diogo, prova la magia, Diogo la perde, attenzione alla ripartenza a 3 del Bassano, area di rigore, pallina dentro, non riesce a forzarla Pilati e si salva il Trissino, ma è ancora pressione da parte di un convincente Bassano. Crespo dietro la porta, raddoppiato, commette il fallo e blu per Crespo che ha agganciato Malagoli da dietro e rimedia il primo blu della serata al 8° minuto di gioco. Blu per Crespo e tiro diretto da parte di Malagoli all'8° minuto con le squadre ferme sul punteggio di 1-1 e adesso sarà dunque un duello tra Pertegato e Malagoli. Mi sembra sia proprio lui, sì, che si va ad incaricare dell'effettuazione di questo tiro diretto. Guadagna qualche secondo Pertegato sistemandosi le protezioni. È un momento importante della gara. Il Trissino nelle ultime partite non ha avuto un bel rapporto con i tiri diretti. Vediamo se Malagoli riuscirà a superare Pertegato, ma è un momento
molto importante della partita, silenzio assoluto al Paladante. Guardiamolo anche noi, allora il religioso silenzio. Malagoli ha provato un alza e schiaccia, ma non ha superato il portiere ospite. Intanto il Bassano adesso giocherà con l'uomo in meno per 2 minuti in virtù del blu a Crespo. Ventura la forza, perde l'opportunità il Trissino, ha forzato troppo, attenzione, perde palla Piroli e può giocarla il Trissino con Neves. Ventura, ancora Neves, si agganciano in due Garcia e Pilati in area di rigore, non c'è nulla secondo il direttore di gara, si continua a giocare con il Trissino che sta facendo girare la pallina. Ventura la prova, non inquadra lo specchio della porta, era una sassata quella di Orei che Malagoli, sbaglia Malagoli, Pilati si disfa della palla mentre il proprio allenatore avrebbe voluto che il Bassano avesse iniziato a fare possesso. Ventura, 15 minuti esatti all'intervallo, la prova Ventura, una deviazione da parte di Pilati, andiamo dietro la porta con Garcia. Neves, la forza, si salva ancora una volta, vediamo, la pallina non ne vuole sapere di entrare, toccata con il pattino secondo il direttore di gara, dunque si continua a giocare con il possesso del Bassano. 15:40 dicevamo all'intervallo, con la partita ancora ferma sul risultato di parità 1-1. Alle gol di Crespo ha risposto il Trissino con Malagoli, che poco dopo ha fallito il possibile raddoppio con un tiro diretto respintogli da parte di Pertegato. Riparte il gioco con Piroli che la allontana più possibile, Ghisa la tiene, raddoppiato, la perde il Bassano e può andare il Trissino con Malagoli in area di rigore. Garcia da fuori, la forza Ventura, la respinta ancora da parte di Pertegato. Attenzione alla ripartenza del Bassano che ha provato a sorprendere Català con Ghisa, mira da rivedere. Buona giocata del Trissino che adesso accelera con Diogo Neves, area di rigore. Neves si trova addosso la pallina, esaurito la superiorità numerica per il Trissino che non è riuscito a sfruttarla. E dunque il Bassano può ritornare in parità numerica a gestire questo possesso. Lo perde però Piroli, permette a Neves di provare la giocata, tratta a sorprendere il portiere Pertegato, non vi è riuscito. Ventura, look di Malagoli ancora per Ventura che la perde, in qualche modo poi la ritrova con esperienza. Accelera Ventura sulla destra, prova l'inserimento di un compagno in Garcia, pallina che si impenna, non è, c'è un fallo netto da parte di Candanedo nei confronti di Ventura e minuto di sospensione tecnica. (14:26) all'intervallo, con il derby fermo sul risultato di 1-1. Al gol di Crespo ha risposto Malagoli. Tutto pronto per quello che sarà un tiro di rigore. Adesso bisogna vedere cosa hanno visto i due arbitri, se dentro o fuori dall'area. A me sembra onestamente dalla mia postazione di aver visto il tocco di Candanedo nei confronti
di Ventura all'interno. Adesso vediamo un attimino cosa ha deciso. Sì, è tiro di rigore e stavolta va Orei Ventura contro Pertegato. Lo sguardo tra i due, è stata una bella scena, si sono incrociati con lo sguardo, lo continuano a fare adesso, si avvicina anche Orei. Buffetto. E adesso vediamo rigore per il Trissino al 9° minuto, rigore di Ventura. E non ci annoiamo noi in questa partita, assolutamente. Ventura contro Pertegato. Tutto pronto? Ventura contro Pertegato, traversa! Ancora Ventura, ci prova a rete! Ha segnato Ventura! 2-1! Gol del Trissino! Con il numero 66, Orei Ventura! E dunque arriva il raddoppio del Trissino con Ventura, che si era fatto parare il rigore da Pertegato e sulla ribattuta ha trovato un tocco morbido per il gol del 2-1. E dunque Trissino per la prima volta nel match si porta avanti nel punteggio. Tanto dentro anche Alberto Greco nelle fila del Trissino per la prima volta nel match. Greco va proprio a portare pressione su Candanedo, recupera pallina al Trissino, attenzione, buona la ripartenza veloce con Ventura che non riesce a far arrivare la pallina perfettamente a Neves, che la recupera comunque. Preferisce giocare un po' con il cronometro adesso il Trissino. Ventura, la botta di Ventura, la respinta da parte di Pertegato e possesso ancora per i blucelesti di Sergio Silva ora con Diogo. Diogo la protegge, va dietro porta e riparte il possesso Trissino. 30 secondi, accelera Greco, la parata in 2 tempi da parte di Greco, vince Ventura il contrasto con Candanedo, Ventura di rigore, Ventura 2 volte, si salva ottimamente Pertegato. Attenzione a Piroli, ripartenza del Bassano che va dietro la porta con Piroli, c'è Pilati, recupera adesso Candanedo. Candanedo, accelera Candanedo, dietro porta, recupera pallina il Trissino, ma solo per un momento, forza Candanedo, la parata di Català, ma con quale facilità Candanedo è riuscito ad arrivare per primo su questa pallina vagante. Piroli, 12:19 all'intervallo, 2-1 Trissino, attenzione, pericolo per l'area del Trissino con questo scarico sul tentativo di Ghisa, che non ha sortito l'effetto sperato per il Bassano. Adesso il Trissino sta provando a cambiare ritmo, adesso con Diogo non c'è fallo secondo il direttore di gara, ripartenza del Bassano con Candanedo che non trova lo specchio della porta e il Trissino accelera con Dal Santo che aveva provato lo scarico per Malagoli, ancora Dal Santo, non la trova. Poi preciso il Trissino nell'ultimo tocco, sta creando parecchio ma non riesce a tirare in porta con regolarità e precisione. Dal Santo in area di rigore, prova a proteggere dall'inserimento di Pilati. Piroli dietro porta, riparte lontano dove c'è Candanedo, finta la conclusione del Candanedo, prova a deludere la marcatura di Greco che però non molla. Candanedo dentro lo scarico.
Malagoli, cambio adesso per il Trissino, attenzione, Malagoli non la trova e la pallina si impenna, ma era stata ottima l'idea di Greco di servire Malagoli in velocità. Piroli, Pilati, dietro porta per Jisa, brava Lazza, schiaccia Jisa, la pallina gli rimane lì. Altri 45 secondi di possesso per il Bassano che prova da lontano con Candanedo. Adesso è forcing della squadra di Marozin che va a caccia del pareggio. Candanedo elevato il suo minutaggio fino a questo momento, positiva la sua prestazione. Pilati perde il contrasto con Dal Santo, però secondo il direttore di gara c'è stata una irregolarità commessa dal giocatore del Trissino. Fino a questo momento il tabellone ci dice 2 falli commessi Trissino e 3 falli commessi Bassano. 9:50 all'intervallo, 2-1 Trissino, con al gol di Crespo all'inizio hanno replicato Malagoli il rigore di Ventura, anzi il tocco sulla respinta sul rigore di Ventura, volevamo dire. Jisa raddoppiato da Faccin e Dal Santo che recuperano la pallina. Buona giocata Faccin per Malagoli, all'indietro su Dal Santo, dietro porta, va a giocare di sponda su Malagoli. Faccin, prova Faccin, risponde Pertegato. Ancora 44 secondi di possesso per il Trissino con Faccin, si affida a bomba Dal Santo. Greco accelera sull'auto di destra, prova lo scarico per Faccin, legge il passaggio per il portiere del Bassano, attenzione a Candanedo, siamo dalla parte opposta, la parata con la visiera da parte di Adrià Català. Pilati adesso auto di destra, c'è Faccin su di lui, il blocco di Jisa, perde palla però il Bassano, lo recupera Malagoli, la protegge sul raddoppio di 2 difensori del Bassano, scarico perfetto su Faccin. Gran giocata di Malagoli in questo frangente, che però non è riuscito ad arrivare al tiro. Ci si prepara a riprendere le ostilità a 8:15 dalla fine dell'intervallo, anzi all'intervallo ovviamente. Garcia va a servire Faccin, cambio di direzione sfruttando il blocco di Greco. Dal Santo, Greco dietro porta per Garcia, non riesce a dare forza alla sua conclusione, va in ripartenza il Bassano con Piroli, ma può riposizionarsi la difesa del Trissino. Crespo, rientrato in campo il capitano del Bassano. Candanedo, Piroli prova la giocata dietro le spalle, non gli riesce, il fallo netto di Piroli su Faccin. Qua mi pare che ci sia ben poco da dire e dunque cartellino blu per Piroli al 17esimo, blu a Piroli, e andrà stavolta al tiro diretto Manu Garcia.
guadagna ovviamente qualche secondo adesso il Bassano con Pertegato per così far perdere un po' la concentrazione anche al battitore del Trissino, che in questa opportunità, abbiamo detto, sarà Manu Garcia. Fino adesso un tiro libero, un tiro diretto sbagliato da Malagoli, un ricorrere sbagliato da Ventura, che però poi ha portato sulla ribattuta il gol del 2-1, e adesso c'è il tentativo di Manu Garcia contro Pertegato a 7:26 dall'intervallo. Anche in questo caso religioso silenzio. Alta, non è andata, non è riuscito neanche in questo caso il Trissino a sfruttare un tiro diretto. Alta la conclusione di Manu Garcia. Adesso Bassano, che comunque sta giocando con l'uomo in meno, attenzione a Crespo, area di rigore, Crespo! La parata di Català, la ripartenza del Trissino, che comunque ha dato modo alla difesa del Bassano di riposizionarsi. Bassano che adesso difende con Candanedo, Isa e Crespo. Il blocco irregolare, tiro di Greco che ha colpito Crespo, qualche protesta, fatto sta che l'arbitro ha lasciato giocare. 6:56 adesso all'intervallo, il Trissino ha ancora qualche azione per poter provare a sfruttare la superiorità numerica. Noi ricordiamo ovviamente che nelle partite già giocate ieri il Breganze ha espugnato Follonica per 3-1, il Valdagno ha espugnato Lodi per 8-3, pareggio tra Monza e Montebello 3-3, Forte dei Marmi che vince 6-2 Toscadiano, e poi CDC Viareggio che batte 2-1 Sandrigo. Dopo questa partita, verso le 20:45, ci sarà poi l'ultima gara del giornata, insomma, di questa 12ª giornata, 20:45, Sarzana contro Correggio. Tra l'altro noi ricordiamo che domenica prossima alle 17:45 saremo ancora qui al Paladante per quello che sarà il derby dei derby, Trissino Valdagno, in diretta qui con voi su fisiotv.it e anche su Mediasport Channel e i canali sportivi. Del Santo accelera per Garcia, Greco dietro porta per Manu Garcia, ancora Greco, intercetto molto buono da parte di Candanedo, attenzione alla ripartenza velocissima di Crespo, protegge bene la propria porta. Dal Santo, nonostante la conclusione pericolosa di Crespo. Faccin, lo scarico per Dal Santo, finta Garcia, area di rigore, ancora Dal Santo, conclusione troppo alta, non riesce il Trissino a sfruttare nel miglior modo possibile la superiorità numerica. Ci prova adesso però con Garcia, Faccin, palla che non trova lo specchio della porta. Crespo raddoppiato, perde palla il Bassano, Greco per Garcia, la parata da parte di Pertegato, e ancora una volta il Trissino non riesce a trovare il gol che, non dico chiuda la partita, ma che comunque faccia allungare un po'. Davanti la porta si manca di cinismo, fallo commesso da Dal Santo secondo Luis Said, quinto fallo di squadra del Trissino. Garcia per Dal Santo, ancora entra Baggio da come quarto di movimento, esaurita la superiorità numerica per il Trissino, dentro Baggio nelle fila del Bassano. Faccin a 5 minuti dall'intervallo, 2-1 Trissino. Garcia, Greco, la parata da parte di Pertegato, Crespo
finta di Crespo, si riparte. Ghisa per Crespo, ancora Candanedo, attenzione a Candanedo, prova a fintare la conclusione, si affida al suo capitano. Da lontano Crespo, la deviazione di Baggio, pallina che si impena, nulla di fatto, 4:26 all'intervallo, 2-1 Trissino che adesso prova a riandare in possesso di pallina con Faccin. Greco per Dal Santo. Tanto c'è un problema probabilmente alla macchinetta dei 45 secondi, vediamo un po' come decide di riprendere il direttore di gara. Si va con 35 secondi di possesso per il Trissino. Greco. Accelera Greco, prova l'imbucata, intercetta ancora una volta, Crespo cade dal contatto con Greco, tiro di Candanedo, respinta di Català, non c'è un attimo di tregua, ancora Candanedo, area di rigore, esterno della rete, colpito da Candanedo, ha fatto venire i brividi ai tifosi di fede trissinese, l'inserimento di Candanedo. 3:47 ci dividono dalla fine del primo tempo, un bel primo tempo di grande intensità, non poteva essere altrimenti tra queste due grandi squadre. Attenzione al Bassano con Baggio che non riesce a trovare la deviazione vincente e adesso prova il Trissino a rifare possesso, lo fa con Diogo Neves all'indietro, dietro la porta l'ex giocatore del Bassano, gioca di sponda con Faccin, Manu Garcia. Neves, 3 minuti adesso alla fine del primo tempo, il Trissino prova ad accelerare ma il Bassano è ben posizionato in campo, non ha la possibilità di trovare una soluzione facile. Baggio recupera palla, attenzione alla ripartenza di Bassano con la possibilità per Candanedo, salva tutto Adria Català con un intervento davvero prodigioso che salva la porta del Trissino, ripartenza Trissino, Diogo Neves, Faccin, salva ancora Pertegato, si rimane 2-1 ma può andare in ripartenza il Bassano, non c'è un attimo di tregua con questo derby che sta crescendo di tono, di intensità, sta crescendo di tono il derby con Crespo che serve Candanedo, esterno della rete, si riparte ancora con Crespo, accelera il Bassano, cresce l'intensità del suo possesso di pallina, non ne vuole sapere di mollare la formazione giallorossa bassanese che adesso va in possesso con Piroli. La pallina adesso torna nelle stecche dei giocatori di fede trissinese e quando mancano esattamente 1 minuto e 57 secondi alla fine del primo tempo e il Trissino è avanti per 2-1. Dopo la rete iniziale di Crespo c'è stato il pareggio di Malagoli e la rete di Ventura, quindi 2-1 per il Trissino. Attenzione con la pallina che rimane lì, Diogo Neves non riesce a dare il tocco decisivo in area di rigore, si rimane 2-1 ma può succedere davvero di tutto da qui alla fine del primo tempo. Occasionissima per Bassano, si salva il Trissino che adesso può andare in ripartenza con Manu Garcia, fuori per Dal Santo, c'è Diogo Neves che la va a toccare adesso, Manu Garcia sotto la nostra postazione, un contatto in area tra Faccin e Pertegato, i due si sono incrociati e sono andati a contatto. Adesso vediamo
cosa ha ravvisato il direttore di gara, mi pare un contatto di gioco. Intanto le due squadre ne approfittano per un time out. E siccome non è un vero e proprio time out, infatti il direttore di gara richiama i giocatori a rientrare velocemente sul rettangolo di gioco, sulla pista del Paladante. Paladante che si è riempito ulteriormente con un buon numero di pubblico, di spettatori, sia di fede trissinese che di fede bassanese. Un derby che, come sapevamo, sarà tirato fino all'ultimo secondo. E adesso manca 1 minuto e 11 alla fine di questo primo tempo, con il Trissino avanti 2-1, dicevamo. Un Bassano invece che dal canto suo sta facendo una partita di grande solidità, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo. Una partita che ovviamente il Bassano ha interpretato su difesa e ripartenza, ovviamente, come non potrebbe essere altrimenti. E ci arriva il gol del Trissino con Ale Faccin. 3-1 Trissino. Gol del Trissino. Terza rete segnata dal numero 5 Ale Faccin. E quindi cambia il risultato al Paladante al 24esimo del primo tempo. Ha trovato il pertugio Faccin, ha tentato la conclusione e ha trovato il gol del 3-1, un gol importante nell'economia della partita per il Trissino, che adesso sta tenendo ancora il possesso di pallina con Diogo per Garcia. Diogo Neves prova un no look per Faccin che recupera la pallina, prova un alza e schiaccia che non gli riesce. Sarebbe stata una giocata ai limiti dell'umano, non riesce però a trovare la via del gol il Trissino. Si rimane 3-1 a 20 secondi dalla fine del primo tempo. Vediamo se il Bassano avrà ancora una opportunità per provare la giocata. Crespo è dietro la porta, 10 secondi. Vediamo se la forza Piroli si lo fa e intercetta la sfera Diogo Neves, e probabilmente questa è l'ultima opportunità del primo tempo. Così è, perché si va all'intervallo sul punteggio di Trissino 3, Bassano 1, con il gol di Crespo dopo 22 secondi, il pareggio di Malagoli al sesto, il rigore gol di Ventura al nono e poi, come dicevamo, un tiro diretto alto di Garcia, un tiro diretto di Malagoli e poi il gol di Faccin a 24 secondi, anzi al 24esimo, scusate, di questo primo tempo, che quindi ci porta negli spogliatoi con il risultato di Trissino 3, Bassano 1. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ritorneremo qui dal Paladante tra poco per regalarvi le emozioni del secondo tempo di questo Trissino Bassano. Per il momento 3-1 Trissino. Adesso, sportivi trissinesi e bassanesi, direi di accogliere con un grandissimo applauso i bimbi del mini hockey di Trissino e Bassano, che daranno vita ad una partita nella partita durante l'intervallo. Per loro voglio davvero un grandissimo applauso.
Tutto pronto per riprendere il gioco al Paladante con Trissino e Bassano che riprendono le ostilità dopo il primo tempo concluso sul risultato di 3-1 per il Trissino in virtù delle marcature messe a segno da Crespo al primo, Malagoli al sesto, Ventura al nono e Faccin al 24esimo. Un primo tempo di buona intensità. Vediamo adesso il Trissino come gestirà questo vantaggio acquisito nel primo tempo. Sappiamo che uno dei limiti del Trissino di questa prima parte di stagione è stata proprio la discontinuità di prestazione nell'arco della partita. Subito una girata mostruosa di Ale Faccin che avrebbe fatto venire giù il Paladante. Attenzione al recupero di Iesa con il Bassano, lo scarico per Crespo, anzi era Candanedo. Si salva il Trissino, va a lottare Faccin con Iesa. Non avevamo dubbi sul fatto che la partita nella ripresa avrebbe avuto una grande intensità proprio perché il Bassano di uscire dal match non ne ha nessuna intenzione. È una squadra che ha proprio nel DNA la capacità di lottare, di rimanere aggrappata al match anche nei momenti difficili e quindi siamo sicuri che lo farà anche stasera. Il Trissino dal canto suo deve dimostrare di aver imparato la lezione di Montebello in cui un calo di concentrazione in questa categoria, anche se hai una rosa di valore, non è mai ammesso. E quindi qui a Trissino all'inizio della ripresa il Trissino è avanti 3-1 con il Bassano e vediamo un po' come andrà in questa fase iniziale della ripresa con i padroni di casa che adesso hanno l'opportunità di gestire questo possesso. C'è un momento di sosta della gara per permettere all'arbitro di dare una controllatina ai pattini di Victor Crespo. C'era qualcosa che si è andato a incastrare nei meccanismi dei pattini del giocatore giallorosso, colui che ha sbloccato il risultato al primo minuto del primo tempo. Poi Trissino che ha ribaltato il tutto avanti per due. Attenzione, opportunità per il Bassano con Iesa con il corpo, fa opposizione Català, ripartenza Trissino con Ventura, Malagoli riparte da lontano, si chiude la difesa del Bassano ma recupera pallina la formazione di Marozin. Iesa per Crespo, gira palla Candanedo, la sassata di Candanedo non lo trova lo specchio della porta, dunque Malagoli può riandare in attacco per il Trissino con Ventura che lo aiuta da dietro. Il capitano del GS Hockey Trissino va a servire il Golden Boy Ale Faccin, bomba dal Santo adesso a scaricare per Ventura. 2 minuti intanto se ne sono andati in questa ripresa con il Trissino avanti per 3-1 nel derby contro i giallorossi di Gaetano Marozin. Si fa sentire dalla panchina Sergio Silva, il blocco di Dal Santo per Ventura, esce dall'area di rigore Malagoli, servito adesso Faccin, c'è Candanedo su di lui, intercetto ottimo da parte del Bassano che non è piaciuto per niente al tecnico del Trissino. Sassata di Crespo e parata di Català, vince il contrasto con Ventura. Intanto c'è un contatto di Faccin su Crespo, l'arbitro ha ravvisato gli estremi per fischiare il fallo. Crespo, la giocata del Bassano non era per niente male, Iesa non è riuscito però ad arrivare alla conclusione e permette così al Trissino di recuperare la pallina con Ale Faccin, blocco di Ventura su Candanedo. Va Ventura adesso, supera la linea mediana del campo, si affida a bomba Dal Santo, giro palla trissinese con l'inserimento di Malagoli, no look per Dal Santo, buona l'intercetto da parte di Pertegato, va a pressare alto adesso Malagoli su Crespo, lo scarico su Baggio,
che preferisce però ripartire da dietro dialogando con il suo capitano Victor Crespo. Baggio, cambio di direzione, inserimento di Crespo, mamma mia che botta, di poco fuori, la pallina rimane lì, un po' di confusione davanti a Català. Presumo che l'avete sentito anche voi perché il microfono è molto vicino adesso alla panchina del Trissino. Sergio Silva si è arrabbiato in maniera molto colorita e molto diretta con i suoi giocatori, perché il Trissino ha calato l'intensità del proprio gioco. Silva gli ha urlato proprio ricominciamo a giocare, perché il Trissino pare che abbia calato troppo nella intensità di gioco in questa fase iniziale della ripresa. Faccin per Ventura, scarico per Dal Santo, non riesce ad arrivare in maniera ottimale per andare alla conclusione. Malagoli ha provato uno scarico da dietro porta, non gli è andata bene. Ghisa dalla parte opposta, Crespo prova a tirare, Crespo su Dal Santo che era caduto a terra, si lamenta anche un po' l'ex giocatore di Braganze. C'è adesso Ventura dietro porta. Buona questa giocata per il tiro di Faccin. È stata forse la triangolazione più bella di questa partita. Meritava forse di essere premiata dal gol. Attenzione Ghisa dietro porta. Non riesce la giocata. Malagoli la protegge dalla difesa di Candanedo, e invece Baggio però a recuperare pallina per il Bassano. Azione molto confusa adesso con Dal Santo che va a pressare su Ghisa, lo aiuta anche Malagoli, raddoppio, pallina toccata col pattino. Minuto, intanto anche una variabile importante da sottolineare è quella dei falli. 8 falli commessi Trissino, 5 falli commessi Bassano in questa partita, quindi cerchiamo di tenere sott'occhio anche questa variabile. Candanedo ci prova da fuori, ci mette il guantone Adrià Català e salva ancora la propria porta. Candanedo parte da lontano, Crespo, cambio direzione, dietro porta, prova lo scarico, perde pallina il Bassano, ripartenza Trissino con Dal Santo che non riesce a trovare la porta, e adesso la partita va a folate, va così. Candanedo la recupera ottimamente Faccin con una perfetta diagonale difensiva, controllo imperioso da parte di Ventura che poi perde la pallina. Ripartenza Bassano con Crespo, attenzione inserimento di Ghisa, la pallina va dietro porta, preme il Bassano adesso, la vuole riaprire la squadra di Marozin, sta crescendo vistosamente la squadra ospite che sta approfittando di un Trissino che non ha interpretato nel miglior modo possibile questa inizio di ripresa. Dal Santo 3 contro 2, Ventura dietro per Faccin, Faccin non riesce a trovare la via del gol. Attenzione a Ghisa, il Crespo la poteva sfruttare forse meglio il Bassano, questa capovolgimenti di fronte ad ogni azione. Ora Malagoli ci prova, pallina fuori, ancora possesso Trissino con Malagoli. Diogo Neves è entrato per la prima volta in questa ripresa, uno dei due ex di questa gara, uno
e lui e l'altro è Manu Garcia. Tanto time out in campo a 17:40 dalla fine della partita, con il Trissino che è avanti 3-1, ma il 17:40. Tutto pronto per riprendere il gioco a 17:40 dalla fine di una partita che sta confermando quelle che erano le sensazioni della vigilia, cioè che ci aspetta davvero un match equilibrato fino alla fine. Sarà il Trissino a rimettere pallina in gioco. Greco per Neves, Ventura, Malagoli prova a girarsi al limite dell'area di rigore, si allarga, decentrato, fuori per Neves, va a sfidare il difensore del Bassano Baggio. 4 secondi per andare alla conclusione. Malagoli la lascia lì e permette così al Bassano di ripartire col possesso. Crespo, Candanedo perde pallina, ripartenza Trissino con Orei, Ventura in mezzo, la tocca forse con il pattino Piroli, ripartenza Bassano, attenzione Candanedo, ottima giocata difensiva da parte di Malagoli che va a sporcare il possesso al Bassano. Piroli dietro porta, scarico per Baggio, la recupera Ventura, non è stato fortunato e preciso Ventura in questa opportunità, salva Català sull'inserimento di Baggio, ripartenza Neves per Malagoli, il rimpallo va a favorire Neves, si lotta su ogni pallina vagante adesso ed è il Bassano ad avere possesso con Crespo, recupera ottimamente Greco, va in ripartenza Greco in mezzo a due, viene fischiato il fallo a Candanedo proprio al limite dell'area di rigore. Fuori Malagoli, dentro Garcia intanto nelle fila del Trissino. Nove minuti se ne sono andati nella ripresa, risultato che non è cambiato rispetto alla prima frazione di gioco finora. Diogo per ancora Neves, ci prova, pallina che si impenna, rimane però tra le stecche dei giocatori trissinesi. 22 secondi per chiudere il possesso offensivo. Prova la gran giocata in girata Garcia, si salva per Tegato, va a lottare Greco, fallo ancora del Bassano, è il settimo fallo di squadra del Bassano, 8 ne ha commessi il Trissino. Greco per Diogo, Garcia va a toccare il pallone col pattino e dunque sarà possesso Bassano. Crespo
intercetta per un momento il Trissino con Neves, ma è pallina ancora per i giallorossi con Candanedo. Piroli prova la gran giocata personale, Piroli salva in due tempi Català. Neves per Garcia, Greco lascia andare a Diogo Neves, dialogano Neves e Garcia, ancora Neves, non ha voluto provare la conclusione. Blocco di Neves per l'inserimento di Ventura, dietro porta, lo scarico per Garcia che non la trova per una questione di centimetri. Ripartenza veloce di Crespo, dentro, e non l'ha trovata Baggio per una questione di centimetri. Era buona questa opportunità per il Bassano, che ha ancora però la pallina. Baggio, Piroli accelera sull'auto di destra, cade Piroli, non c'è niente, secondo il direttore di gara, accelera Greco, si va a aggrappare a Candanedo, dentro l'opportunità e la rete del Trissino con Manu Garcia. Gol del Trissino! Il poker l'ha segnato con la maglia numero 84 Manu Garcia! E quindi è cambiato il punteggio al Paladante al minuto numero 16 della ripresa, con Garcia che ha trovato il gol del 4-1 e ha messo a segno il 13° gol della sua stagione. Attenzione a Candanedo, area di rigore, viene fischiato un fallo in attacco a Candanedo. Gioca il Trissino velocemente, Neves prova l'alza e schiaccia, non gli riesce. Richiamo ufficiale per Candanedo, reo di aver detto qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara in merito alla decisione precedente di non ravvisargli un fallo a favore. (13:36) alla fine della partita. Ghisa, buona giocata difensiva da parte di Ventura. Ventura, Garcia accelera, Greco per Ventura, ancora su Ventura, il blocco di Garcia, si gira Greco, ottimo inserimento di Ventura che non ha trovato la conclusione vincente. Intanto arriva Bassano, traversa a botta sicura di Ghisa, la traversa salva il Trissino. Adesso Candanedo, area di rigore, ancora Català, mostruoso, giocata di Garcia. Adesso va in ripartenza il Trissino, momento confusissimo della gara. Candanedo, Crespo va a battagliare con Greco, arriva poi Garcia a recuperare la pallina. Fallo commesso da Garcia, ma richiamo ufficiale per Alberto Greco. Attenzione però, perché come dicevamo prima la mannaia sulla testa del Trissino è vicina, perché siamo a quota 9 falli di squadra, 8 invece per il Bassano. Richiamo ufficiale per Alberto Greco. Intanto si cerca di spiegare Ventura con il direttore di gara. Candanedo per Crespo, Crespo all'indietro per Piroli, in parallela per
Ghisa riesce comunque la pallina a rimanere tra le stecche dei giocatori di Marozin, con Piroli si affida al suo capitano Victor Crespo, gli sporca il possesso Greco, infrazione di 5 secondi per il Bassano. (12 minuti e 13 a fine gara, 4-1 Trissino. Malagoli dietro porta, lo aiuta Ventura, Malagoli tiene però la pallina, 1-2 con Ventura, ancora Malagoli, perde malamente la pallina, va a battagliare con praticamente tutto il Bassano, recupera il Trissino con Garcia, serve Greco, prova a dargli il pallone di ritorno, l'arbitro ravvisa un fallo di Garcia, è il 10º. E intanto attenzione perché Candanedo va a provocare a brutto muso il giocatore del Trissino Garcia. Hanno qualcosa da dirsi adesso Greco e Candanedo. Quindi tiro diretto per il Bassano con Piroli. E dunque abbiamo Piroli contro Català. Palo! Si salva il Trissino, aiutato dal Legno. Garcia. C'è Candanedo su di lui. Ancora Garcia prova ad alzarla per Greco. Non riesce ad arrivare verso la porta di Pertegato. Bassano che adesso va a cercare lo scarico con Candanedo. L'arbitro interrompe un attimo il gioco perché sono scivolati in due. Candanedo e Garcia si sono legati. È da un po' che Candanedo e i giocatori del Trissino hanno qualcosa da dirsi. Minuti e 13 secondi alla fine, probabilmente sì, ci sarà bisogno di asciugare l'area di rigore del Trissino. Tanto mister Marozin decide di togliere dal campo Candanedo. In questa fase della partita sembrava piuttosto agitato. Greco accelera su Crespo, area di rigore, parata di Pertegato sul primo palo. Baggio. C'è Malagoli su di lui. Piroli a girare pallina su Crespo. Baggio. Ghisa. Porta Isa, non forza la conclusione, si affida a Piroli, pallina che si impenna.
Garcia cambia di direzione su Baggio, va a servire Malagoli. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita col Trissino avanti 4-1 al Paladante. Vi ricordo già da adesso, rimanete con noi a fine partita perché pochi istanti dopo la conclusione della gara saremo già in campo per farvi sentire le voci del dopogara con attenzione, ottima giocata difensiva di Malagoli che trasforma l'azione difensiva in offensiva, in mezzo a due, la perde però nel contrasto con Piroli. Piroli spazza via Català per non correre ulteriori pericoli. Time out in campo a 9:38 dalla fine. E non entriamo a vivere questi ultimi 9:38 del derby tra Trissino e Bassano con i blu celesti avanti 4-1. Crespo. Possesso Trissino. Il blocco di Greco per Garcia. Malagoli preferisce ripartire dal capitano Reinaldo Ventura. Greco la perde, attenzione, Baggio, Piroli, area di rigore, Català. Può andare in ripartenza Trissino con Garcia che accelera, Garcia. Si salva Pertegato e si salva il Bassano. Fallo di Garcia e blu per il giocatore trissinese. Quindi al 16° ci sarà tiro diretto, stavolta ci proverà Isa. Tiro diretto per il Bassano con Rock Isa che si sta per incaricare della conclusione del tiro. Si prepara Adrià Català. La parata di Català, ottima, veramente bella parata. Ripartenza Trissino che adesso ovviamente è in inferiorità numerica per 2 minuti dopo il blu rimediato da Manu Garcia. Fa possesso la squadra blu celeste cercando di giocare un po' con il cronometro. Ventura, buona la giocata, l'inserimento di Greco, ottima per Malagoli. Gioca col cronometro ovviamente la squadra blu celeste. Malagoli raddoppiato, opportunità Trissino, Malagoli, rete in inferiorità numerica, gol del Trissino,
arriva la doppietta personale per il nostro numero 6, Andrea Malagoli! E dunque con grandissima cinismo Malagoli, nonostante l'inferiorità numerica, fa doppietta 5-1. Crespo scarica, la riesce a ritrovare il Trissino con Reinaldo Ventura. Buona Ventura e va sullo spazio Greco a recuperare questa pallina, la spinta di parte di Candanedo, fallo numero 9 per il Bassano. Ricordiamo che il Trissino finora qui al Paladante ha centrato 4 vittorie e una sconfitta con Lodi. Opportunità per Greco che non la trova per una questione di centimetri, rientra a difendere, Català si salva sulla girata di Piroli. Malagoli e intanto il pubblico trissinese guarda già avanti perché è inutile negarlo, una partita sentitissima sarà quella della settimana prossima, quando qui al Paladante il Trissino andrà ad affrontare i rivali storici del Valdagno in una partita che, lo ricordiamo, vi trasmetteremo in diretta anche in televisione su Mediasport Channel e sui canali sportivi. Crespo, cambio di direzione, Malagoli, buona giocata di Malagoli per Diogo Neves, si salva il Bassano, tanto si è esaurita la superiorità del Bassano sulla numerica per quello che riguarda il blu a Garcia. 5:52 alla fine della partita e 5 sono anche i gol che ha segnato il Trissino, con Ventura che scarica per il gol di Greco, che diventano 6 gol del Trissino. Gol del Trissino! Con l'assistenza di Reinaldo Ventura ha segnato il numero 21, Alberto Greco! E diventano 6 allora i gol del Trissino, con Alberto Greco che segna il 6-1 e scrive anche lui il suo nome sul taccuino dei marcatori. Candanedo dietro porta, lo scarico per l'inserimento di Ghisa, ma va in ripartenza il Trissino con la giocata di Dal Santo che ha cercato di servire Faccin. Diogo fuori dietro la porta, Diogo ha provato la gran giocata, non gli è riuscita oggettivamente per poco. Crespo, Piroli, Candanedo si affida a Crespo, riescono in qualche modo i giocatori trissinesi a recuperare la pallina. Malagoli per Dal Santo,
Neves, ancora Malagoli, Faccin, buono il movimento offensivo del 5 che però non è stato finalizzato con il gol. Attenzione, inserimento di Crespo con pallina che termina di poco alta sopra la traversa. E per questi ultimi 4 minuti Sergio Silva mette a difesa della porta trissinese il giovanissimo Elia Zen. Dentro anche un altro giocatore della cantera trissinese come Pippo Schiavo. Candanedo, pallina che rimane in gioco. Crespo, Candanedo, prova Crespo subito, la pallina però rimane lì, non gli riesce ad arrivare Pilati e dunque il Trissino può gestire serenamente un nuovo possesso del Santo per Faccin. E 15 alla fine della partita. Santo per Faccin, dietro porta, ovviamente adesso si bada prevalentemente a tenere il possesso, a evitare pericoli, a non subire gol, a far scorrere il cronometro. La partita sta arrivando alla sua fase finale, ovviamente non andiamo certo a fare bilanci nel momento in cui la partita non è ancora finita, però è ovviamente che il Trissino sta per portarsi a casa 3 punti importanti, pesanti per il morale e per la classifica. Per il morale soprattutto perché serviva dare una risposta chiara dopo la debacle di Montebello e adesso il Trissino con questi 3 punti che stanno per arrivare arriverebbe al 4° posto della classifica a 1 punto dal Valdagno che sarebbe poi ovviamente il prossimo avversario qui al Paladante domenica prossima in quello che si annuncia già come un derby vietato ai deboli di cuore. Noi, mentre scorrono le immagini ovviamente di questi ultimi 1 minuto e 45, prova l'alza e schiaccia Candanedo, non ci riesce per l'ottima parata da parte del baby Elia Zen. Può a recuperare la pallina Schiavo, prova la giocata, Schiavo, serve Faccin, grandissima parata da parte di Pertegato, ma gran giocata di Schiavo che è andato a servire a Faccin una pallina molto interessante. Ultimi 82 secondi di partita, noi andiamo già un po' a fare un riassunto di cosa ci ha detto questa gara. Questa gara ci ha detto che il Trissino va a quota 19 punti in 10 partite, c'entra la 6ª vittoria
la quinta in casa, mentre il Bassano di fatto andrà a collezionare la seconda sconfitta di fila dopo una serie invece positiva di 3 partite. Questa partita ci ha detto che il Trissino aveva troppa voglia di cancellare il ricordo di una trasfertaccia come quella di Montebello, e adesso comunque al 24esimo della ripresa c'è un nuovo tiro diretto e sarà uno degli ex di turno a provare a realizzarlo. Diogo Neves al tentativo di realizzazione. E dunque abbiamo Diogo Neves contro Pertegato. Io vi ricordo ovviamente che tra poco a fine gara noi saremo subito con voi per farvi vivere il post gara con le voci del dopo partita. Diogo, rete! Gol del Trissino! Col 74, Diogo Neves! E dunque è arrivato anche il 7° gol per il Trissino e anche l'altro ex di turno dopo Manu Garcia. Anche Diogo Neves trova la via del gol. Buona la pressione di Faccin su Crespo, viene fischiato il fallo, 12° fallo per il Trissino. 33 secondi alla fine della partita. Io vado a riepilogarvi un po' quelli che sono stati i marcatori di questa gara. La aperta, il Bassano con Crespo, pareggio di Malagoli, avanti il Trissino con Ventura e prima dell'intervallo rete di Faccin per il 3-1. Nella ripresa 4-1 di Garcia, 5-1 di Malagoli, 6-1 di Greco e 7-1 di Diogo Neves. 3 secondi alla fine, ci prova Dal Santo e finisce qui con il Trissino che porta a casa una vittoria importante contro un buon Bassano e dunque si regala 3 punti importanti per il proseguo del suo campionato. Bene, noi ci fermiamo, nel frattempo mentre le immagini continueranno ad andare e ci
Chiedo a lui della regia se possiamo andare. Sì, benissimo. Il ciuffo è a posto, Andrea, sì. Perfetto. Allora siamo con Andrea Malagoli al termine del derby col Bassano. Un derby è sempre un derby, per cui partite facili non ce ne sono, lo sappiamo, le solite banalità, però avete reso forse più facile di quello che poteva essere questa partita. L'approccio è stato giusto, primo tempo di buona determinazione, qua un inizio di ripresa un pochettino sottotono, abbiamo sentito Sergio che non ve le ha mandate a dire, però insomma è stata una prestazione sicuramente positiva quella di oggi. Sì, sicuramente dovevamo tirarci su dalla sconfitta di Montebello e l'abbiamo fatto bene a tratti, però a tratti no, dobbiamo ancora crescere e lavorare tanto perché la strada comunque è ancora lunga. È tanto lunga e noi da lunedì al sabato dobbiamo lavorare sempre per migliorare le cose che per adesso non stanno andando bene. Sì, è vero, sono tutti derby qua intorno, tutti sentiti, sono tutti difficili, poi a noi ci davano come, diciamo, favorita all'inizio, ma sicuramente questo comporta che tutte le squadre vengono qua per giocare al 200%. Noi dobbiamo essere abituati a questo approccio delle squadre avversarie e da qua in poi sarà ancora di più rispetto a come è stato adesso. Allora, nonostante questa sia una squadra che è in divenire, che sta crescendo eccetera, i risultati comunque sono dalla vostra perché si è lì dove si doveva essere, cioè nella zona alta della classifica. Immaginiamo che i margini di miglioramento però sono ancora ampi ed evidenti. Ah sì, sicuramente, noi lavoriamo insieme da 3 mesi, quindi miglioramenti ce ne devono essere, ce ne saranno sicuramente. Sì, noi lavoriamo sempre e abbiamo avuto qualche partita fuori casa soprattutto che non è andata tanto bene. Noi non possiamo permettercele queste cose, abbiamo punti in meno rispetto a quelli che volevamo. Soprattutto quelli alla fine di Follonica e alla fine di Breganze ci mancano tantissimo, che sono 6 punti che ci potevano portare molto più tranquillamente al secondo posto. Abbiamo iniziato con delle banalità, finiamo con delle banalità, settimana prossima insomma non c'è una partita come le altre, è il tuo primo derby qui, però sai che qui i derby col Valdagno è tutt'altro che una partita come le altre. Sì, quello lo so, si vede anche dalle immagini degli scorsi anni, si sa la rivalità che c'è. Però noi giochiamo per vivere queste partite, quindi ci darà sicuramente una carica in più, anche perché il Valdagno sicuramente viene da un bellissimo momento di forma visto il risultato di ieri sera. Noi sicuramente non la prenderemo sotto gamba e lavoreremo sicuramente tantissimo questa settimana per fare la miglior partita possibile. Noi ringraziamo Andrea Malagoli, facciamo un grande in bocca al lupo per la partita prossima col Valdagno. Nel frattempo, mentre aspettiamo che ci raggiunge anche coach Marozin, mi piace sottolineare, se il cameraman lo può inquadrare, alla mia sinistra ci sono i ragazzi dell'associazione Arcobaleno. Sono dei ragazzi diversamente abili, chiamiamoli così, che da qualche settimana hanno intrapreso una forte collaborazione con il GS Hockey Trissino e oggi sono qui presenti a vedere la partita, a tifare per il Trissino e adesso hanno il loro momento di fama, è il loro momento di gioia per loro, stanno giocando assieme ai loro idoli e credo che questa sia una cosa bella da sottolineare. Bene, ci ha raggiunto intanto coach Marozin, ben arrivato. Allora, con te non posso non partire da come il Bassano ha disputato questa gara col Trissino. Si sapeva che il Trissino partiva favorito, la partita ha visto comunque un Bassano in gara per 3/4 di gara, diciamo pure così. La prestazione secondo te c'è stata o no? L'hockey è un gioco che gira sugli episodi, no? Gira sulla capacità di gestire o meno le situazioni. Di situazioni ne abbiamo avute tante, ne abbiamo create tante e non siamo riusciti ad avere la lucidità, la qualità per far girare una partita a nostro favore fino a che era in equilibrio. Poi quando l'equilibrio si spezza perché il risultato ti diventa sfavorevole, perché loro sono stati magari bravi a fare qualcosa in più, poi la partita prende una piega differente. Devo dire che l'avevamo preparata bene, speravo una prestazione un po' migliore dei miei. È anche vero che il Bassano deve lottare per salvarsi, siamo tutti consapevoli che dobbiamo
ad arrivare terzultimi, a essere tranquilli per fare una salvezza, e il Trissino non è una squadra, come dire, che ha questi obiettivi, no? Però se in certe situazioni si ha la capacità appunto di gestire il frangente in modo positivo, magari la partita poteva anche girare diversamente. Bene, allora noi ringraziamo mister Marozzin per la sua disponibilità. Siamo arrivati veramente alla fine di questa nostra serata al Paladante di Trissino. Il Trissino è tornato alla vittoria, ha battuto il Bassano e adesso ha riagganciato il quarto posto in classifica. Settimana prossima saremo ancora qui al Paladante e saremo qui per una partita che è tutt'altro che una partita come le altre. Andiamo avanti come banalità, come dicevamo prima, è la partita probabilmente. Il derby col Valdagno, saremo qui alle 17:45, non solamente su fisrtv.it, ma saremo in diretta anche su Mediasport Channel e sui canali sportivi. Per cui vi aspettiamo tutti, chi può sia qui al Paladante a fare il tifo per la squadra che preferisce, e poi chi invece non ha la possibilità la potrà vedere con noi su Mediasport Channel e Sport TV. Io ringrazio Erika Lucato, che come al solito è stata in cabina di regia al mio fianco per rendere possibile questa diretta. Ringrazio voi tutti che siete stati con noi e l'appuntamento allora è per domenica prossima, sempre qui, sempre Paladante, 17:45, Trissino Valdagno, non mancate.